Rieccoci insieme per questa seconda parte della nostra puntata. Cambiamo argomento ma rimaniamo legati ai temi della sanità e del Servizio Sanitario Nazionale. È un piacere avere con me questa mattina Mauro Baschirotto che rappresenta Giuseppe Baschirotto che rappresenta l'associazione Mauro Baschirotto, che tanto ha fatto nella direzione della diagnosi e della cura delle malattie rare, un centro che si trova nel Vicentino e che da qui ha fatto veramente confluire una serie di esperti in tantissime malattie. L'associazione Mauro Baschirotto e la Beard Foundation sono una realtà importante del nostro territorio. Vogliamo dire che cosa fate in linea generale? Beh, semplicemente seguiamo i malati rari. I malati rari che purtroppo sono quei pazienti che trovano poche risposte o non trovano risposte all'interno delle istituzioni sanitarie. Li avete definiti orfani della sanità? Sono gli orfani della sanità, ecco, sono gli ultimi praticamente che non hanno la possibilità di avere quell'attenzione particolare che hanno magari ammalati, sempre sfortunati, però hanno una risposta dall'istituzione sanitaria. Io prima ho sbagliato chiamandola Mauro Baschirotto, ma tutto sommato credo che non le sia dispiaciuto perché Mauro era suo figlio e da lui è nata proprio questa avventura legata al vostro centro di ricerca e di diagnosi che si trova a Longare in provincia di Vicenza. Ecco, una storia personale che è diventata un impegno di vita. Ma certamente sì, cioè Mauro praticamente lo ricordiamo per chi magari non conosce la nostra storia, è nato sano, a 1 anno ha cominciato a ammalarsi, per 15 anni abbiamo tentato di individuare la patologia. A 16 anni ci ha lasciato. Nella sua breve esistenza, 15 anni, ovviamente, i medici hanno dato tanti nomi agli sintomi che Mauro manifestava. Ma l'accertamento sicuro, certo della patologia l'abbiamo fatto 10 anni dopo il decesso. Quindi noi, Baschirotto, abbiamo impiegato 25 anni per poter fare diagnosi certa, un quarto di secolo. Questo ovviamente ha segnato. Questo è il primo scoglio che incontrano tutte le famiglie che hanno a che fare con una malattia rara, la diagnosi, cioè già arrivare ad una diagnosi, a sapere qual è la malattia è difficilissimo. Certo, Mauro è deceduto è passato ad altra esistenza nell'87, nell'88 abbiamo avviato la prima associazione italiana assieme a Garattini sulle malattie rare. Ecco, non dando un nome specifico all'iniziativa nostra, ma Associazione Malattie Rare, proprio perché siamo convinti che le attività anche di ricerca su una determinata patologia può portare benefici anche a patologie diverse. Assolutamente, ecco, perché spesso si tratta di cose particolari che hanno effetti su malattie magari che sono molto più diffuse, no? Certamente sì, ecco. La ricaduta ovviamente può andare anche sulle malattie più comuni, più diffuse. Assolutamente, perché si tratta sempre di ambiti della nostra salute dove si cerca di trovare una soluzione, si trova per uno e si trova magari per tante persone. Lei ha raccontato un po' da dove è nata questa... Quindi nell'88 praticamente abbiamo iniziato questa avventura con l'idea di avviare un istituto di ricerca, quindi un sogno. Ecco. Tutti ovviamente dicevano ma la cosa è impossibile, malattie rare, poi parlare nell'88 di malattie rare era quasi parlare di un qualche cosa che non esisteva. Ecco, certamente. No? Oggi fate la diagnosi per 100 malattie, solo all'Istituto Baschirotto. 150 patologie, 150 patologie di diagnostica molecolare, sì. Quindi l'obiettivo nostro primo è proprio quello di poter arrivare per il paziente ad una diagnosi certa nel più breve tempo possibile. E anche una diagnosi prenatale in alcuni casi. Beh, ovviamente sì, si può fare anche le diagnosi prenatali, possiamo fare le diagnosi prenatali ovviamente, sì. Senta, 150 malattie, solo quelle che voi avete la possibilità di diagnosticare attraverso una serie di esami sofisticati, ma le malattie rare sono veramente un numero impressionante, un numero che cresce sempre, perché? Continua a crescere, ovviamente per il discorso della tecnologia che ci dà la possibilità di distinguere in modo più preciso, diciamo, quelle malattie che prima erano raggruppate, prima c'era il tumore, ecco. Adesso invece ci sono 400 tipi di tumore. Ecco.
Quindi ovviamente la tecnologia ci dà questa possibilità di identificare. Questo è un vantaggio perché ovviamente si può calibrare molto bene poi eventualmente il farmaco adatto per quel determinato tipo di problema. Ecco, siamo alle prese con una stagione che vede la spending review, i tagli, forse anche al sistema sanitario nazionale. Voi delle malattie rare siete abituati a fare squadra, diciamo, per costituzione di origine, ad avere relazioni internazionali, a mettere insieme le famiglie, a mettere insieme competenze, a cercare di dare il meglio per offrire una risposta a queste famiglie. Parliamo anche di una sanità che diventa sempre più ad personam, diciamo così, di genere, oppure anche legata proprio alla patologia del singolo paziente. Tutto questo dovrebbe avvantaggiarvi, invece in questo momento c'è anche il rischio che questi malati orfani di sanità possano soffrire ulteriormente. Sì, diventano doppio orfani, perché ovviamente dove si taglia ovviamente in quelle aree dove c'è un minor risultato, no? Ecco. Sappiamo che l'ammalato raro generalmente è un malato cronico, ecco, è un disabile, prevalentemente poi rientra nell'ambito della disabilità e ovviamente è un costo sociale. Però la quantità di pazienti rari ovviamente non influisce sull'aspetto economico, gestionale dell'intero comparto sanitario nazionale. Ecco, è una fetta minima, però ovviamente si pensa sempre meno, perché i malati rari ovviamente sono pochi per singola patologia e hanno poco potere di voto, diciamo anche questo, no? Ecco, dobbiamo esserci. C'è anche questo aspetto. C'è anche questo aspetto, no? Evidentemente il bacino elettorale praticamente è così talmente limitato che i nostri politici danno poco peso, ecco, a questo aspetto. Sì, è una denuncia ma non è teoria. Io ho visto che in questi giorni è uscito un articolo sul giornale di Vicenza che dice: ad allungare risposte serie non possono tagliare i fondi. Non so se la regia casomai riesce a inquadrarlo. Un pool di medici è intervenuto perché voi da qualche anno state lavorando con risultati, diciamo, riconosciuti a livello internazionale anche scientificamente su una patologia particolarmente complessa e difficile proprio anche che si chiama Prader-Willi. Si tratta di pazienti che hanno una fame compulsiva sostanzialmente e che oltre ad avere questo problema che li mette in condizioni molto difficili, perché magari vanno a rubare il cibo, anche scappano di casa, così hanno anche un ritardo mentale che non li rende autosufficienti, cioè non c'è solo una componente in questa malattia. Voi su questo avete lavorato tantissimo. Sì, certamente, è una patologia che ovviamente seguiamo da molti anni. Abbiamo ormai una credibilità a livello internazionale perché abbiamo scritto anche degli articoli scientifici in modo specifico sul tipo di riabilitazione da proporre per questi soggetti. Ecco, come dicevi Alessandra, praticamente stai diventando un'esperta della materia. Mi fa piacere diventare esperta perché mi fa piacere poter dare un aiuto. Sì, questi pazienti praticamente hanno proprio questa fame compulsiva che addirittura non si possono lasciare andare soli per le strade perché vanno nei cassonetti a prelevare quel po' di cibo che magari c'è nel cassonetto. Ecco. Quindi è difficile da gestire. A casa tutto deve essere sotto chiave, anche il frigorifero. In cucina il paziente non può entrare perché altrimenti succede quello che non dovrebbe succedere. Al supermercato non si può farlo andare perché ovviamente lui si mette nell'ambito del repartino delle merendine e ovviamente Terminator, come si dice? le vuole assaggiare. Non c'è niente da ridere, adesso io ho fatto una battuta per alleggerire la questione. Le vuole assaggiare tutte. Invece è molto pesante, non solo perché c'è questo aspetto della fame che crea poi problemi al fegato, a tutta la questione dell'obesità ovviamente, ma c'è anche tutta un'altra serie di problemi che questi pazienti hanno. Gestione del paziente, di gestione del paziente. Da affrontare. Abbiamo un'incombenza piccola legata a una piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo subito insieme per parlare non solo di questa ma anche di altre malattie rare. Tra poco.
Eccoci ancora insieme con Giuseppe Baschirotto dell'Associazione Mauro Baschirotto e Beer Foundation di Longare. Parliamo di malattie rare, di come l'intervento di un centro specializzato come questo può essere anche l'unico riferimento che hanno le famiglie in situazioni di grandissima difficoltà, di fronte a patologie difficili da diagnosticare ma spesso difficili anche da gestire. Parlavamo poco fa della sindrome di Prader-Willi, questa fame compulsiva associata a un ritardo mentale del paziente. Le famiglie sinceramente fanno veramente fatica a gestire. Molta fatica. Molto fatica. Voi siete un punto di riferimento non solo perché cercate di prendervi cura di questi ragazzi e di lavorare moltissimo, l'abbiamo detto anche prima, anche per cercare una cura possibile per alcuni aspetti di questa patologia, ma anche per dare un ristoro a queste famiglie. Certamente sì, è un sollievo, un aiuto alla famiglia, perché ovviamente questi pazienti riescono a fare anche dei ricatti terribili ai genitori. Se non mi dai da mangiare mi butto dalla finestra, quindi ovviamente per la famiglia diventano drammi difficili da gestire. Comunque non soltanto questa patologia seguiamo in modo particolare, ma anche per esempio la Lesch-Nyhan, un'altra patologia che noi ovviamente abbiamo creato tutto un mondo, tutto un universo di conoscenze attorno a questa patologia, sconosciuta ai più. Ecco. Racconto un po' al nostro pubblico, non è la prima volta che ne parliamo in questa trasmissione, si tratta di una patologia a parte che terrificante perché prende i bambini e quindi già per il fatto di vedere dei bambini che soffrono in questa maniera è ancora più terribile. In questo caso i pazienti hanno la tendenza all'autolesionismo. Esatto, un forte impulso ad autoaggredirsi, ferirsi, farsi male, mangiarsi, morsicarsi. Le mani non possono arrivare in bocca perché altrimenti si portano via a pezzi. Ecco, questi ragazzini, che spesso sono ragazzini perché purtroppo ha una sindrome molto severa che non lascia tante possibilità di scampo nel lungo periodo, almeno allo stato delle cose attuali. È così, vivono praticamente legati continuamente perché non possono appunto avere contatto con le mani perché rischiano, ma addirittura con un morso spesso anche alla bocca. Ma certamente sì, si mordono le labbra. Sono ragazzi intelligenti. Molto intelligenti. In questo caso non viene danneggiato l'aspetto cognitivo sostanzialmente, ma è proprio un impulso a farsi del male. Altro che non riescono nemmeno a parlare, dialogare, quindi hanno difficoltà di comunicazione. Sono intelligenti però, ecco. E noi attorno a questa patologia, come dicevo prima, abbiamo cercato di contattare i massimi esperti mondiali della patologia. Nyhan, scopritore della malattia, collabora con noi dal 96. Quasi ogni anno viene a trovarci e a visitare i pazienti non solo italiani, anche quelli stranieri. Ecco, è molto bello lo spirito con cui affrontate un percorso che, come lei ci ha raccontato all'inizio, sembrava quasi senza prospettive inizialmente, nel senso un settore in cui ovviamente il privato sociale, l'aiuto di queste famiglie è determinante. È ovvio però che non si può far tutto così, che ci vuole anche la volontà dello Stato di voler andare anche in direzioni più difficili, dove appunto stanno le malattie rare e dove spesso stanno anche i disagi più profondi. Certamente, questa malattia per esempio noi conosciamo una cinquantina di pazienti in Italia, con molta probabilità ce ne saranno altrettanti non conosciuti, ma ovviamente questa è l'incidenza diciamo della patologia. Però questi pazienti, se non avessero avuto la struttura nostra, l'Istituto Malattie Rare nostro, non avrebbero avuto un punto di riferimento preciso. Nyhan stesso, scopritore della malattia, qualche anno fa, quando è venuto da noi, ha detto: guardate che è la prima volta che io vedo 13 pazienti tutti assieme. Quindi per il ricercatore avere la possibilità di avere l'aggregazione di pazienti, una massa critica importante anche di pazienti per vedere tutti gli aspetti della patologia ovviamente. Esattamente. Quindi, senta, ma ce la fate questa spending review a continuare questa missione? Ma il Padre Eterno ci dà una mano, ci aiuta, noi ci crediamo. Ecco, ovviamente sarebbe molto bello sviluppare maggiori sinergie con le strutture pubbliche, insomma con la struttura pubblica in modo particolare. Ecco.
Senta, io so che voi, che non vi arrendete mai, avete una nuova, avete indirizzato grande sforzo ultimamente anche nei confronti di una malattia di cui si era parlato in passato, ma di cui adesso si parla un po' meno, è la sindrome della stanchezza cronica. Noi ne abbiamo parlato tanti anni fa, ancora quando il professor Tirelli da Aviano aveva cominciato a sollecitare una possibilità di intervento in questa direzione. Pian piano se ne è parlato un po' di più, ma ancora si stenta a classificarla come una malattia vera. Sì, un'insistenza perché ovviamente non c'è un metodo scientifico per ragionevolmente identificarla, diciamo. Ecco. Comunque è una malattia esistente, non è ancora riconosciuta dal sistema sanitario nostro nazionale, che fa parte delle 108 patologie che dovrebbe il sistema nazionale riconoscere. Ecco, ovviamente è una patologia che però alcune commissioni, per esempio di invalidità, l'hanno riconosciuta. Ecco, questo è un dato di fatto positivo per i pazienti, perché ovviamente fanno fatica a essere riconosciuti come patologia. Io volevo mostrare, se ce la facciamo, anche i quaderni sulle malattie rare. Questo che mi ha portato è proprio dedicato, è l'ultimo uscito, è proprio dedicato alla sindrome della stanchezza cronica, eccolo qua. Anche in questo caso parliamo di persone che fanno veramente fatica nella loro vita normale. Sì, non sono per niente inseriti nell'ambito sociale, cioè non riescono a essere inseriti nell'ambito sociale, e questo ovviamente dà delle difficoltà al paziente. Cosa riuscite a fare voi in questa direzione, al di là di sensibilizzare e di pubblicare del materiale che potrebbe essere utile ai pazienti stessi? In questo momento per questa patologia non c'è altro che intanto un'azione di sensibilizzazione e di informazione ai medici, in modo tale che questi poi possano recepire il messaggio, ecco, e che possano vedere magari altri pazienti con la stanchezza cronica. Sappiamo che il Tirelli è un punto di riferimento importante ad Aviano, ma ci sono anche altri medici in Italia che si sono avvicinati e stanno diventando esperti di questa determinata patologia. Ovviamente sarà un percorso piuttosto lungo, ecco, però ovviamente noi ci crediamo. Anche ieri al Ministero praticamente. Ieri siete stati a Roma per cercare di incontrare il Ministro. Siamo stati a Roma per cercare di incontrare il Ministro, cioè era una riunione organizzata dal Ministro per comunicare un piano nazionale sulle malattie rare. Il Ministro ovviamente non era presente e allora tutte le varie associazioni invitate, circa 200 associazioni, ovviamente si sono sentiti un po' traditi, anche perché discutere su un piano nazionale non avendo l'oste, ovviamente non si può nemmeno fare i conti. Beh, no? Esatto, tra che siamo in un momento un po' complicato dal punto di vista della gestione politica. Capiamo che il Ministro è dimissionario, capiamo tante cose, però ovviamente arriviamo sempre con il fiato sospeso, insomma. Quindi ecco. allo Stato non c'è una soluzione, non c'è stato il piano, non c'è ancora? No. È in fase di preparazione di un piano generale per le malattie rare. Voi cosa interesserebbe che fosse contenuto in questo piano e di cosa invece avete paura? Beh, ovviamente da quello che è stato presentato abbiamo subito notato delle cose carenti e mancanti. Per esempio la presa in cura del paziente. Questa è una cosa molto importante, cioè al di là della diagnosi, al di là eventualmente del piccolo farmaco più o meno che possa aiutare in qualche modo per la gestione della patologia, non c'è nessuna struttura in grado di prendersi cura, e soprattutto quando il paziente esce dalla fase acuta dell'infanzia e poi entra nel mondo dell'adulto. Ecco, non ci sono strutture in grado di... Noi ci siamo offerti di concretizzare un qualche cosa per queste persone più anziane che escono dal mondo dell'infanzia. Poi c'è l'altro discorso dell'aggiornamento delle patologie, cioè non possiamo permetterci nel 2000
che ancora 108 patologie che adesso stanno diventando 187 non vengono ancora riconosciute dalla struttura del Ministero. Non è pensabile, non è possibile. Ecco. Ma in Europa è diverso o ci sono... Possiamo prendere dei modelli, possiamo ambire ad uniformarci con un sistema europeo? Perché queste malattie hanno anche bisogno, appunto, come dicevamo prima, di una rete che alla fine è internazionale, no? Ma certamente sì. Ovviamente ci sono stati più che recepiscono maggiormente queste patologie, altri stati invece che assolutamente non vogliono riconoscere per vari motivi. Ecco. Quindi non c'è omogeneità neanche? Non c'è omogeneità neanche a livello europeo. La cosa importante invece, secondo noi, è che i pazienti cerchino di fare massa critica. E d'altronde in questa fase storica c'è un'esplosione di associazioni nuove che stanno formandosi e crescendo. Questo è un sintomo evidente che l'istituzione sanitaria non dà una risposta. Allora i pazienti sono costretti a organizzarsi e alzare la voce per dire guardate che ci siamo anche noi. Certamente. Ecco, perché altrimenti sarebbero ignorati dall'istituzione sanitaria. Anche in una patologia ben più diffusa come è la SLA abbiamo visto come alla fine ha dovuto alzare la voce ai pazienti perché sì, la situazione era veramente drammatica. Insomma. Esatto, esatto. Per esempio l'altra malattia importante che ancora non si vuole riconoscere è la sensibilità chimica multipla. Ecco. Io non la conosco, quindi non sono ancora un'esperta su una malattia particolare che magari in futuro potremo portare qualche paziente anche qua, riconosciuta in Giappone, riconosciuta in America, riconosciuta in Inghilterra, non riconosciuta in molti paesi europei, riconosciuta in Germania, in Italia non si riconosce. Ma che cos'è? Che quando appunto tipo quella ragazzina che vive in mare che è allergica a tutte le... Esatto, esatto. Quella è una bimba, però ci sono persone adulte. Ecco. Che non possono stare in un contesto sociale normale perché sono allergiche a tutte le varie sostanze chimiche. Ecco. Per esempio anche domenica noi siamo andati a trovare una persona che abita nella zona bassa veronese, la quale ovviamente deve portare sempre la mascherina, non può vivere in quel determinato ambiente, è stata costretta a spostarsi, andare in un altro ambiente e via di seguito. Quindi sono situazioni complicate, complicatissime. Però qua c'è una cosa molto bella, che il sindaco di Arzignano, che è un pneumologo, un medico, Gentilin, praticamente è riuscito a far sì che il proprio consiglio comunale di Arzignano ha deliberato una proposta di riconoscimento per questa patologia alla Regione Veneto. Vediamo un attimino se la Regione Veneto recepirà questo messaggio e vediamo un attimino che cosa fare. Quindi lui ha visto un suo cittadino alle prese con questo problema e si è motivato per... Esatto. Quindi complimenti, ma perché? Perché è sindaco, però anche un ex primario. Sì, quindi un medico che conosce bene... Che conosce molto bene la patologia, ecco. Ma noi ci associamo a questa voce del sindaco sperando che magari qualcuno in Regione alzi le orecchie e senta questa proposta, perlomeno che la esamini, perché tante cose magari si rischia che rimangano sui tavoli e che entrino in questo momento in un calderone di discussione che abbiamo parlato anche prima durante la prima parte del notiziario. Sembrano problemi più grandi di noi, quelli della gestione della sanità col taglio, la riduzione delle spese, invece bisogna fare anche delle scelte e bisogna senz'altro non lasciare sole persone che non hanno più la possibilità di avere un lavoro perché magari hanno invalidità talmente alte che così, non hanno magari più una famiglia che li sostiene perché magari anche i genitori invecchiano e che quindi sono veramente le persone più bisognose dell'aiuto di uno Stato. Se c'è uno Stato deve esserci per loro, penso. Insomma. Non solo, ma proprio una voce ieri è stata in questa direzione. Addirittura alcuni pazienti non si fanno più curare perché altrimenti perdono il posto di lavoro.
Allora, la cura vuol dire assenza dal posto di lavoro. Ovviamente per non perdere il posto di lavoro fanno a meno di curarsi. Sai che ieri è uscita anche una notizia legata alle donne, che dicono che è uscito uno studio dell'Osservatorio sulla donna che dice che una donna su 4 rinuncia alle cure del sistema sanitario perché costano troppo e quindi a favore di dare da mangiare ai figli o fare altre scelte legate alla famiglia rinuncia a curare se stessa, rinuncia alla prevenzione, rinuncia ad alcuni tipi di cure. Non è un segnale gran bello questo che sta accadendo? Ma assolutamente no, però di fronte a mi curo e mi licenziano, non ho più posto di lavoro, rinuncio a essere curato. Come è successo a Taranto, anche per altri motivi ci si mette il lavoro e la salute si mettono in conflitto in questo momento. Si mettono in conflitto e si sceglie il lavoro. Si sceglie il lavoro. Pensando di poter magari rinviare ad un altro momento la cura, non sempre si può fare, rinviarla, insomma, soprattutto quando si tratta di patologie croniche. Io so che voi avete un sogno nel cassetto lì a Longare, abbiamo parlato tanto di questo aspetto della gestione delle persone con invalidità quando appunto non c'è più il sostegno della famiglia. Sì, certamente, ovviamente tante patologie rare portano ad una disabilità più o meno cronica. Ovviamente abbiamo questo progetto di avviare una struttura residenziale per pazienti ammalati rari con disabilità e quindi tutta una struttura che serve a far sì che questi pazienti non siano isolati nell'ambito sociale, ma trovino un'aggregazione e un'attività lavorativa, ovviamente in rapporto alle proprie capacità e alle proprie abilità e alle proprie attitudini, ma un'attività lavorativa all'interno di determinate strutture che possono dar loro spazi e attività particolari. È un sogno bello, so che dovete incontrare anche con la Regione perché avete anche molte questioni in scadenza ovviamente, speriamo che anche da questo punto di vista una sensibilità in più di averla aperta, insomma. La Regione in questo momento guarda soltanto a questioni economiche prevalentemente, no? Ecco, io direi di sì, guardare l'aspetto economico è una cosa molto importante, però prevalentemente guardiamo i servizi. Non possiamo pensare di tagliare dei servizi per far quadrare i conti. I conti vengono squadrati eventualmente tagliando dove c'è uno spreco, certo, dove c'è una possibilità di taglio. Ecco. Perché io vado tante volte all'interno delle strutture ospedaliere e vedo non c'è nessuna persona, luci accese dappertutto. Si può tagliare lì. Si può tagliare lì. Vado all'interno degli uffici, è troppo caldo, radiatore acceso e finestra aperta sopra. Ma no, non è possibile. Non è pensabile. Quindi, stiamo parlando proprio di cose minime, di qui a salire sostanzialmente. Sono piccoli piccoli segnali che dimostrano che praticamente si può benissimo razionalizzare il discorso della spesa pubblica. Ecco, però non tagliando i servizi. Credo che ci sia anche un problema di come si guarda a questo ambito, quello delle malattie rare. Sappiamo che da quando è stata fatta la scoperta penso sia una delle scoperte più importanti degli ultimi secoli, cioè la scoperta del DNA. Certo. Da questo la medicina sta avendo un impulso assolutamente nuovo, la ricerca sta avendo un impulso assolutamente nuovo. Penso che investire nelle malattie rare, anche nella ricerca genetica, possa in realtà portare un grande contributo a tutto il sistema della medicina anche a livello mondiale. È una frontiera sulla quale tutto il mondo sta investendo e come non farlo in un ambito così particolare come quello delle malattie rare che, come dicevamo proprio all'inizio di questa puntata, magari possono avere delle ricadute impensate su malattie che sono assolutamente diffuse. Pensiamo solo ai 2 casi di cui abbiamo parlato, la Lesch-Nyhan e la Prader-Willi. Io penso che di lì si possa arrivare, no? Però noi siamo già orientati a questo. Ecco, la nostra struttura non solo dà la possibilità di accoglienza, di visite specialistiche, attività riabilitative, diagnostica, ma anche
ovviamente produzione di quella determinata proteina o enzima che quel determinato gene non sviluppa. Per esempio per la Lesch-Nyhan stiamo producendo l'HPRT, ecco, che è la proteina necessaria che manca per il malato Lesch-Nyhan. Quindi è chiaro che noi dopo non avremo la possibilità, la potenzialità sia gestionale, amministrativa, commerciale e produttiva della proteina. Però già fare gli studi e poterla dopo proporre eventualmente ad un'industria farmaceutica è già un passo avanti. Abbiamo finito il tempo, mi dispiace tanto perché le cose da dire sono molte anche in un ambito di cui magari si pensa di conoscere. Ringrazio Giuseppe Baschirotto, il conto corrente l'avete visto per tutto il tempo in sovraimpressione, altrimenti c'è il sito internet www.baschirotto.com. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.